L''ndrangheta potrebbe avere protetto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Si tratta di un'indiscrezione rilanciata dai Corrieri del Giornale di Milano, Corriere della Sera, in merito ai possibili aiuti che la criminalità organizzata calabrese avrebbe fornito all'ex boss di Castelvetrano durante gli anni in cui è rimasto irreperibile. La latitanza di Matteo Messina Denaro al di fuori dei confini siciliani sarebbe stata facilitata anche dall'appoggio delle entrine di Lamezia Terme e di Cosenza, le quali avrebbero permesso all'ultimo capo di Cosa Nostra di trovare rifugio. Matteo Messina Denaro sarebbe rimasto nascosto in Calabria per alcuni anni, sfruttando una copertura meno agevole rispetto a quella osservata successivamente a Campobello di Mazara. Il boss si sarebbe infatti spostato continuamente, ricorrendo più volte a casolari fatiscenti e posti al riparo da occhi indiscreti. In Calabria Matteo Messina Denaro si sarebbe occupato di diversi affari, dal traffico di droga, sfruttando il potere dei clan malavitosi locali, ai piani per la realizzazione di nuovi impianti eolici, in mezzo anche un progetto per la costruzione di un villaggio turistico. Il periodo di latitanza in terra calabra da parte di Matteo Messina Denaro sarebbe stato confermato anche da alcune intercettazioni effettuate nei confronti di Nicola Accardo e Antonino Triolo, due mafiosi di Partanna in provincia di Trapani, a lui molto vicini. Matteo Messina Denaro dice che era in Calabria ed è tornato, si sentirebbe in una conversazione del 3 settembre del 2016.